Caro fratello, se la mia vita ti appartiene, ti apparterrà pure la mia morte, in comunione con la sede dei non approviamo nessuna violenza. Prima di tutto un grande grazie a Dio. In portoghese e in brasiliano, obrigado. C'è un canto molto bello che dice così: obrigado sì, obrigado sì, obrigado sì, oh mio Dio. Grazie a questa parrocchia perché avete dato Ezechiele alla Chiesa e al popolo del Brasile. Vorrei sottolineare una prima percezione mia, un senso di rispetto, di timore nel firmare e nell'accompagnare quanto stiamo vivendo, perché riguarda il cielo. Noi stiamo quasi interpretando, discernendo il pensiero del Signore su uno di noi, che se il padre Ezechiele, che è nato in questa chiesa, che tanti di noi hanno conosciuto, di cui ci sono i fratelli, cioè uno di noi, uno normale, se il Signore lo ha chiamato ad essere testimone anche con il sangue, è perché chiede a tutta la sua famiglia, a tutta la sua chiesa di continuare su questa strada. Non possiamo abbandonare uno di noi né nel pozzo né in vetta. Dobbiamo restare insieme.